Sono il professor Andrea Vianello, direttore dell'unità complessa di fisiopatologia respiratoria dell'ospedale Università di Padova. Nel corso dell'inverno aumenta il rischio di contrarre infezioni respiratorie e questo per una serie di ragioni. La prima, il sistema respiratorio è difeso da un meccanismo fatto da cilia che funzionano come una scala mobile. Normalmente questo sistema porta verso l'esterno i virus o i batteri che altrimenti penetrerebbero nel sistema respiratorio. Ora, durante l'inverno, al di sotto di temperature di 7-10 gradi, questo sistema di difesa ciliare risulta compromesso. In secondo luogo, è stato dimostrato recentemente che le difese immunitarie a livello del sistema respiratorio risentono ugualmente delle basse temperature, diventando meno efficienti. Vi sono diversi rischi conseguenti al fatto di aver contratto un'infezione del sistema respiratorio. Questi rischi vanno dal sviluppo di semplici tracheiti o bronchiti fino all'insorgenza di polmoniti. Le polmoniti, soprattutto per le persone anziane o che abbiano delle comorbidità, siano cioè cardiopatici o pneumopatici, polmoniti rappresentano un evento temibile che può a sua volta portare a complicanze pericolose per la vita del paziente. È possibile ridurre il rischio di contrarre infezioni dell'apparato respiratorio. Questo può avvenire innanzitutto attraverso il ricorso alle vaccinazioni. In particolare la vaccinazione anti-influenzale abbatte il rischio di contrarre la malattia e soprattutto di andare incontro a delle temibili complicanze. Ci sono poi delle misure di carattere generale e ambientale che devono essere tenute in considerazione. Primo, rimane utile ed indicato l'impiego di mascherine che sono in grado di ridurre notevolissimamente il rischio di inalare virus e batteri. Secondo, durante la stagione invernale, soprattutto per le persone a rischio, per i soggetti anziani, è bene evitare ambienti chiusi e affollati, all'interno dei quali è facile la trasmissione dell'infezione. Infine una raccomandazione: non usare in maniera spropositata e irrazionale antibiotici, ma nel corso di infezioni del tratto respiratorio chiedere sempre prima il parere del proprio medico curante.